Presidente, allora che comunicazioni ha da rilasciare alla stampa? Per quanto riguarda ciò di cui si parla tanto in questi giorni, cioè la situazione finanziaria dell'ente, siamo tutti in una fase di attesa. Rispetto al 27 maggio, data in cui il dirigente del settore finanziario notifica alla Presidenza, che è il tramite per il Consiglio Comunale, al Segretario Generale, alla Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori, al Sindaco, all'Assessore al Bilancio, che ci sono difficoltà a ottenere il pareggio di bilancio nella stesura dei documenti contabili di prossima approvazione, quindi previsionale 2019-2021, da quel momento parte una macchina di comunicazione serrata, perché io all'indomani sono stata il primo tra i destinatari che aveva l'onere di farlo e che ha adempiuto in tal senso, ho notificato tutto via PEC ai consiglieri, convocato conferenza capigruppo, in seno al quale ho operato invito a tutti i soggetti destinatari alla prima nota, in modo tale che ci si potesse confrontare, innanzitutto per sapere che sta succedendo e poi per sapere cosa deve fare il Consiglio, perché il 153, il testo unico degli enti locali, che chiama in causa il Consiglio per operare il riequilibrio, dà al Consiglio un potere deliberativo importante, ma vi rendete conto, il Consiglio è un organo politico, non tecnico, quindi se operare il piano ai sensi del 193, che è una misura ordinaria di distribuzione del disavanzo nei prossimi anni, piuttosto che la fattibilità del 243, che è il piano di riequilibrio, detto anche volgarmente predissesto, perché a volte porta al dissesto, ma se fatto bene non porta al dissesto, quella è una scelta legata a elementi tecnici che l'ufficio ci fornirà, quindi noi attendiamo la proposta degli uffici in relazione alla quale andremo a deliberare. Chiediamo di averla quanto prima, perché su una situazione così delicata che avrà un effetto onda su tanti settori, su tante persone, su tante categorie, non vorremmo saperlo all'ultimo momento e quindi c'è questo pungolo continuo che è una manifestazione di quell'attività di indirizzo e controllo che facciamo noi. In questa fase io vorrei che si facesse gruppo come soggetti che in qualche modo sono qui e non devono pensare alla prossima campagna elettorale tra un anno, ma al fatto che ancora manca un anno da amministratori o per noi i non amministratori attivi, per i consiglieri di questa città. Quindi unire le migliori proposte per quello che si può fare, perché è l'ufficio che farà la proposta tecnica, e le migliori energie, non per attaccarci, ma per il bene di questa città. Si parlava di comunicazioni, cioè quando il Presidente nell'arco 24 ore invia PEC, fa inviti, la conferenza salta per intemperanze, rimanda una nota di sollecito, non sappiamo a cosa si alluda, o meglio sappiamo che è una richiesta di ulteriori scannerizzazioni di documenti inerenti un ODG che riguarda altro, perché ancora sul punto non andiamo in Consiglio, rispetto al quale sono state già rilasciate copie, e rispetto al quale chiedere che si scannerizzi quando il regolamento prevede che si facciano le copie significa duplicare l'attività dei dipendenti, il cartaceo, il lavoro fatto, che è in violazione ai principi efficacia, efficienza e economicità. Evitiamo strumentalizzazione e ricordiamoci che urlare 20 volte una bugia non corrisponde alla verità. Io oggi sono qui per la verità.